Le locali del Protecma San Vitale in divisa blu, guidate da Luca Bianchini e Stefano Pigato, giocano con l'alzatrice Silvia Nichele, l'opposto Giulia Ghiotto, le schiacciatrici Deborah Ghiotto ed Elisabetta Carmucci, il capitano Martina Meggiolaro e Stefania Scarpariolo centrali, il libero Sara Muraro. Le ospiti del Cattozzo Polesella in maglia bianca con inserti rosso-blu, allenate da Nicola Benini e Sergio Castaldini, schierano Marta Pellegrinelli alzatrice, Laura Tosi opposto, il capitano Eliana Romagnoli e Valentina Avanzi schiacciatrici, Miriam Coltre e Annalisa Tiozzi centrali, Ilaria Tovo libero. Il servizio incisivo di Silvia Nichele e le efficaci conclusioni di Deborah e Giulia Ghiotto danno il primo break al San Vitale che si porta avanti sul 7-3. Le locali espandono il gap sul 10-5, ma sbagliano troppe battute agevolando il recupero del Polesella che colpisce con Romagnoli e Tosi impattando sul 13 pari. Poi si avvantaggia sul 15-14 in virtù della doppia fischiata alla Nichele. Il muro vicentino si fa sentire fermando per 2 volte la Romagnoli, ma un'alzata fuori misura della Nichele e l'ace della Romagnoli ristabiliscono la parità 17-17. Il San Vitale conquista un break importante sul 21-17 grazie a un paio di gravi errori del Polesella e al muro vincente della Meggiolaro sulla Tiozzi. Tuttavia 2 attacchi fuori della Carmucci riportano sotto le ospiti a -1 sul 21-20. La Avanzi passa da posto 4, Deborah Ghiotto le risponde subito mettendo giù il pallone del 23-21. Finale tirato, il muro vincente della Coltro tiene vive le speranze del Polesella, ma la successiva invasione della stessa Coltro manda il Protecma sul 24-22. La Romagnoli ferma Giulia Ghiotto, ma sull'attacco di Deborah Ghiotto la difesa a filorete è facile preda della Scarpariolo, che firma il set point del San Vitale. Nel Polesella Anna Baldo sostituisce la Romagnoli. Favorite da una serie di attacchi errati delle ospiti, le ragazze del San Vitale scattano sul 5-2, poi prendono decisamente il controllo del gioco, volando sul 10-4 grazie al buon turno in battuta di Deborah Ghiotto, alle pronte difese del libero Muraro e alle efficaci finalizzazioni della centrale Scarpariolo e della banda Carmucci. La ricezione polesellana è in chiara difficoltà, l'attacco non crea problemi alla difesa vicentina, a tutto vantaggio delle ragazze in blu che imperversano coi primi tempi di Stefania Scarpariolo e Martina Meggiolaro, abilmente servite dall'esperta Silvia Nichele. Il San Vitale sovrasta le avversarie in tutti i fondamentali, espandendo il gap sul 17-6 in virtù dei positivi attacchi della Meggiolaro, assegno anche a muro, e della Carmucci, che poi lascia il posto a Liliana Tessari. La neoentrata Tessari entra subito in azione con un attacco e un servizio vincente, proiettando le locali sul 20-7. Il Polesella non riesce a far gioco, costretto a subire le arrembanti azioni delle castellane che affondano altri colpi con Giulia Ghiotto e con l'ottima Meggiolaro. Poi un diagonale vincente di Deborah Ghiotto sigla il punto del 24-8. Il secondo parziale non ha più nulla da dire e l'evidente infrazione in palleggio della centrale Coltro lo manda in archivio sul 25-8 per le ragazze del San Vitale. Cambi in entrambe le formazioni in avvio del terzo set. Nel Polesella Fara Avanzi subentra alla Baldo, nel San Vitale l'alzatrice Anna Bolletta sostituisce la Nichele. Le ospiti scattano sul 3-0 con le ottime battute in salto di Valentina Avanzi, autrice di 2 ace consecutivi, ma le vicentine replicano con la Scarpariolo e con l'ace della Bolletta rientrando sul 3 pari. Le squadre forzano il servizio sbagliando molto. Il Polesella ha pure l'aggravante di sbagliare anche in ricezione, favorendo così la fuga delle castellane che guadagnano 3-4 punti di vantaggio a metà frazione, prendendosi qualche rischio in battuta con la Meggiolaro, peraltro ben ripagato. Le polesellane si fan valere a muro ma difettano di continuità, commettendo infrazioni e grossolani errori in fase di ricostruzione, a beneficio del San Vitale che allunga sul 19-13 grazie agli attacchi efficaci di Deborah Ghiotto e Liliana Tessari. Proprio la Tessari, impiegata sin dall'inizio del terzo set nel ruolo di opposto, fornisce una prova di tutto rispetto, così come Giulia Ghiotto, spostata in banda per compensare la defezione di Anna Cattani, ferma da alcune settimane per problemi al ginocchio.
Le rodigine hanno un sussulto avvicinandosi a -3 sul 19-16 con gli attacchi vincenti di Valentina e Fara Avanzi, che trova anche un ace. Ma l'abile pallonetto di Liliana Tessari, un attacco errato delle ospiti e una battuta a punto della stessa Tessari fan volare le locali sul 23-16, spegnendo gli ultimi ardori del Polesella. Poi la fast vincente di Martina Meggiolaro e il servizio fuori della Pellegrinelli suggellano il successo del Pro Tecma San Vitale. La classifica dice che siamo ultime e oramai retrocesse, però secondo me si dice che dagli errori si impara e spero che sia così per tutte, visto che comunque siamo sempre state unite, sia dall'inizio quando magari le cose andavano un po' meglio e fino adesso. E questo secondo me è l'importante, visto che insomma nello sport il gruppo la fa da padrone. Per noi questo è stato il primo anno di B2, è stato un campionato molto intenso, infatti abbiamo avuto molte soddisfazioni. Abbiamo lottato sempre tutte insieme nonostante magari momenti bui causati magari da infortuni, però nonostante questo siamo riuscite insomma a cavarcela e siamo riuscite nell'intento della salvezza e anche oltre, perché siamo riuscite insomma a guadagnare un bel po' di posti rispetto agli ultimi 4 in classifica. E siamo contentissime della vittoria anche di stasera e niente, speriamo che sia un buon augurio per l'anno prossimo. Non ci aspettavamo assolutamente un 3-0, in quanto all'andata con loro abbiamo fatto un 3-2 molto sofferto. È stata quindi una partita insomma, che abbiamo preparato bene, che abbiamo studiato bene, senza lasciare nulla al caso. E insomma niente, come sempre ci siamo divertite e siamo state brave. Qualche ricezione non positivissima all'inizio, abbiamo sbagliato qualche palla di troppo, probabilmente anche per un discorso legato un po' alla stagione che si sta un po' concludendo un po' a strascico. Dopo invece per fortuna abbiamo preso continuità, probabilmente avendo vinto anche il primo, anche se per poco, abbiamo trovato la nostra continuità di gioco e siamo riusciti abbastanza a esprimere una discreta pallavolo, soprattutto quella continuità che poi ci ha consentito anche di sfruttare gli errori avversari. E questo poi ha comportato anche un risultato netto che mancava da tanto tempo ormai. Come neopromossa credo che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo trovato durante l'anno, purtroppo succedono sempre anche dei piccoli infortuni che ci penalizzano, visto che siamo una squadra sì, non dei campionissimi, ma tutte ragazze che lavoratrici li chiamo io della pallavolo. Però devo dire che sono contentissimo del risultato ottenuto, perché arrivare attorno ai 40 punti per una neopromossa e salvarci 5-6 giornate prima del termine del campionato vuol dire programmare già qualcosa per l'anno successivo, perché si riesce a fare le cose con calma e con serenità, guardare bene le eventuali cambi che si potrebbero fare in squadra. Se invece si è quell'acqua alla gola perché si deve salvare, cambia totalmente quello che è l'assetto della squadra e questo secondo me va anche a incidere per l'annata successiva. Comunque ancora brave alle mie ragazze, all'allenatore e a tutto il gruppo dirigenti, perché hanno fatto cose meravigliose.